Oggi è domenica 24 gennaio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 24 gennaio 1972. Sull'isola di Guam, nell'arcipelago delle Marianne, viene ritrovato il caporale dell'esercito giapponese Soichi Yokoi. Era stato inviato sull'isola del Pacifico con un contingente durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando nel 1944 Guam viene conquistata dall'esercito degli Stati Uniti, con due suoi commilitoni morti 8 anni prima del suo ritrovamento, Yokoi si nasconde in una grotta per sfuggire alla cattura. Lì rimane, ignaro della fine della guerra, per 28 anni. Yokoi, poi promosso sergente e accolto in patria come un eroe, è uno dei casi accertati di soldati fantasma giapponesi, come vengono definiti i militari dell'impero del Sollevante, rimasti nascosti in luoghi difficilmente accessibili, isole o giungle, fino a parecchi anni dopo la fine della guerra. Molti, infatti, hanno tardato volontariamente ad obbedire all'ordine di arrendersi degli alleati del 2 settembre 1945, dopo la resa firmata dall'imperatore Hirohito il 15 agosto precedente. Altri sono rimasti nascosti anche dopo aver appreso, anni dopo, della fine della guerra. Altri ancora si sono talmente isolati nei loro nascondigli al punto di non essere venuti a conoscenza della fine delle ostilità e di essere dati per dispersi fino al casuale ritrovamento, in qualche caso anche 15 anni dopo la dichiarazione di morte presunta. In molti casi si è trattato delle estreme conseguenze del giuramento di fedeltà alla Bushido, il rigido codice etico militare giapponese, che considerava profondamente disonorevole la resa al nemico. Quando Yokoi, 31 anni dopo aver lasciato la patria per andare al fronte, viene ricevuto dall'imperatore, gli dice: Maestà, sono ritornato. Sono profondamente dispiaciuto di non aver potuto servirla bene. Il mondo è sicuramente cambiato, ma la mia determinazione nel servirla non cambierà mai. Viene decorato con la medaglia della Grande Asia dell'Est e passa gli ultimi anni della sua vita dedicandosi a un'attività in cui, vista la fama ottenuta al suo ritorno in patria, riscuote particolare successo: insegnare nei corsi di sopravvivenza. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.